Buongiorno, bentrovati, ore 13, è giovedì e come sempre parliamo con i nostri amici della CGIL, tanti consigli e tante importanti novità, quindi prendete taccuino e penna e soprattutto chiamate al numero che vedete in sovraimpressione 0422 162 6798 se volete intervenire per esporre anche qual è la vostra situazione. Ci sono gli amici dello SPCGL oggi e quindi parleremo, come vedete nel titolo, di pensioni, ma non solo, parleremo anche di reddito di inclusione che in questi giorni sta commentando un po' la curiosità, sarà attivo dal 2018 ma ci sono già moltissime richieste, parleremo di tante cose. Il titolo è nel 2018 l'adeguamento all'inflazione per le pensioni, ne parliamo con Luisa Dalbrollo, buongiorno. Con Ugo Costantini, buongiorno anche Ugo Costantini, e con Lorenzo Zanatta, buongiorno. Allora, quando si parla di pensioni spesso ci sono mugugni eccetera eccetera, però Ugo Costantini voleva iniziare con la buona novella. Qual è la buona novella di oggi? Sì, la buona novella è che dopo tanto tempo, dal prossimo anno, ci sarà una rivalutazione delle pensioni. Ecco, spieghiamo cosa accade. Accade che dal 1° gennaio del prossimo anno tutte le pensioni avranno un adeguamento dell'1,1% e questo adeguamento è un adeguamento che è dovuto dalla differenza tra i prezzi dal 2017 e il 2016. Questo, attenzione, questo è sempre un adeguamento provvisorio, nel senso che questo adeguamento dell'1,10% ha anche un debito, nel senso che noi abbiamo un debito nei confronti dell'INPS dello 0,1%, che è un debito che noi abbiamo dal 2015, quando l'inflazione è stata programmata dello 0,3%, poi alla fine è arrivata allo 0,2%. Nel 2016 e nel 2017 non c'è stato nessun recupero in quanto l'inflazione era 0, nel 2018 i primi mesi dovremmo restituire quello 0,1% che si avanzava. L'aumento dell'1,1% non è uguale per tutti. Ecco, questo è importante spiegarlo. Allora, è pieno, un aumento pieno per l'invalidità civile, che passa da 279,47 a 282,54. Ripetiamo, scusi, questo passaggio? È al 100% per l'invalidità civile, che passa dal 279,47 euro a 282,54, è al 100% per l'assegno sociale, il cosiddetto assegno sociale, che passa da 448,07 a 453, è sempre al 100% dell'aumento fino alle pensioni 3 volte il minimo. La pensione minima che c'è nel 2017 è 501,89 euro, che diventerà 507,41, e questo fino a 3 volte il minimo. 3 volte il minimo vuol dire 1505 oggi, che diventerà 1522. Sopra le 3 volte al minimo avremo un aumento sempre dell'1,10%, però non ci sarà più l'aumento completo, ma ci sarà da 3 volte a 4 volte al minimo, ci sarà il 95% dell'1,1%, da 4 volte a 5 volte ci sarà il 75% di questo aumento, da 5 volte a 6 volte ci sarà il 50%, fino a 6 volte al minimo che si avrà il 45% di questo 1,1%. In soldoni vuol dire che non si prenderà tutto l'aumento, ma ne prenderà una parte. È salvaguardato al 100% di questa inflazione solamente fino a 3 volte il minimo. Ecco, sono aumenti che non sono stellari, non sono aumenti stellari, però è comunque qualcosa in più, qualcosa in più, sì. Poco, no? Qualcosa in più perché c'è l'adeguamento. Allora, il primo mese non si avrà stiamo aspettando per vedere come l'INPS recupererà il pregresso, certo. Ma siccome lo recupererà già da subito, il primo mese nessuno avrà un aumento di pensione. Chi avrà cifre superiori, magari anche di 6 euro, vediamo come farà l'INPS per recuperare, può darsi che anche il secondo mese non avrà nessun aumento. Allora, ci torniamo subito, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo sapere riguardo agli over 55
disoccupati, se c'è un contributo dello Stato, se c'è qualcosa, insomma. Lei è il signor? Don Fabrizio, di Motta di Livenza. Motta di Livenza, quindi over 55, se c'è qualche contributo, resti pure lì, magari le può rispondere la... No, secondo me si riferisce al reddito di inclusione? Sì, ecco, allora stiamo introducendo la questione, lei ha sentito parlare del reddito di inclusione, è questo che voleva chiedere? Sì, perché io sono disoccupato da 5-6 anni. Ho più di 55 anni con 35 anni di contributi versati. Quanti anni di contributi versati? 35. 35. Ecco. Le pensioni no. No, pensione no, quindi probabilmente 35. andiamo sul reddito. Sì. Sì, aspetta ecco, allora, un attimo. Risponde Luisa Valbrolo, perché così introduciamo anche uno dei temi della giornata di oggi, ovvero il reddito di inclusione. Resti pure in linea. Sì, grazie. Sì, perché è uno dei requisiti appunto per accedere al reddito di inclusione. Ricordiamo velocemente cos'è. Sì. Il reddito di inclusione fa parte della misura di contrasto alla povertà che ed è in vigore dal gennaio del 2018. Le domande si sono già cominciate a presentare dal 1° dicembre. Questi giorni abbiamo raccontato un po' quelle che sono le richieste, che sono già molte, e tanto che i comuni cominciano ad avere un po' di difficoltà a gestire, perché molte cose non sono chiare. Allora, tanto per rispondere intanto al signore De Motta di Livenza, e poi... Però io disoccupato con più di 55 anni, esatto. È il suo caso? Sì. Ecco, quindi dovrebbe rientrare per sempre, però deve rispettare altri requisiti che deve avere e ci sono abbastanza, sono dei requisiti di residenza o di cittadinanza, requisiti economici, requisiti familiari, quindi dovrebbe vedere un po' tutto e soprattutto dovrebbe avere un ISEE che non supera i 6.000. Scusi? Ho l'ISEE inferiore a 7.000 euro. Vede, già lo supera perché è da solo, lei è nel nucleo. Sì, da solo. Ecco, il suo ISEE non dovrebbe superare i 6.000 euro, quindi già questo requisito il signore non ce l'ha. Ecco. Perché parlano proprio di ISEE. Ci sono diversi paletti, questo l'abbiamo scoperto in questi giorni. Questo è un requisito, però senta, qual è il consiglio? Il consiglio io andrei a vedere, perché se deve essere sicuro del suo ISEE, perché già 7.000, insomma, non lo so se magari potrebbe essere inferiore, perché guardi che tra parentesi dovrebbe essere inferiore, penso, quest'anno. Appunto, anche perché l'ISEE ha durata sino a gennaio dell'anno successivo, quindi a gennaio del 2018. Sì, poi da febbraio c'è il nuovo ISEE. Scadere a gennaio 2017. Infatti. Benissimo, allora ricontrolli a dicembre 2017. Ricontrolli allora bene tutti i dati, che potrebbe avere diritto, ma deve ricontrollare tutto, ci sono tanti parametri, ecco. Infatti, ho capito. Molti requisiti, quindi ecco, è bene un po' informarsi, ma soprattutto sul discorso dell'ISEE. Grazie del suo intervento. Allora, vorrei finire un attimo la questione dell'inflazione, se aveva qualcos'altro da dire su questo, dell'adeguamento, e poi dopo la pubblicità ritorneremo a parlare del RE. Questo è un adeguamento che non ci soddisfa, nel senso questo che, volevo capire, il giudizio vostro. Il giudizio nostro è un adeguamento che non ci soddisfa, nel senso che questo non è un adeguamento sull'inflazione, è un adeguamento su una serie di costi tra il 2017 e il 2016, che è inferiore all'inflazione, perché l'inflazione programmata per il prossimo anno sarà l'1,7, l'1,8 dicono, mentre questo paniere che abbiamo noi pensionati è un paniere diverso, e noi pensiamo che anche il paniere non sia adatto ai pensionati, perché i pensionati hanno un paniere che è tutto posizionato sull'alimentazione e su tutta una serie di costi sulla sanità e quant'altro, non sono altri costi che hanno i pensionati. Inoltre noi abbiamo ancora un aumento differenziato, ma non su tutto l'ammontare come c'era prima,
ma cioè abbiamo l'aumento differenziato su tutto l'ammontare, mentre prima l'aumento era un aumento che fino a 1.500 euro, cioè fino a 3 volte il minimo, era uguale per tutti al 100% ed era differenziato sopra i 1.500, mentre questo aumento che viene dato è differenziato su tutta la pensione, perciò chi ha versato contributi e che ha versato contributi molto alti è penalizzato rispetto alle altre situazioni. Allora, pubblicità, poi torniamo subito, ritorniamo su questo argomento e poi ampliamo il discorso anche agli altri temi. Rieccoci in studio, ore 13, parliamo di pensione, parliamo di reddito di inclusione, parliamo di molte cose con i nostri amici dello SPI-CGIL. C'è però subito una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Senta, io sono Ernesto, chiamo da Udine. Sì. Volevo chiedere gentilmente ai suoi ospiti lì se mi possono dare una direttiva, come mi posso comportare. Io ho iniziato a lavorare il 1° marzo dell'86. Sono del 68, ho sempre lavorato, ho 32 anni di versamenti. Quest'anno in gennaio sono stato licenziato per giusta causa perché ho dei problemi di invalidità. Sono cascato da 4 metri, insomma sono cascato e ho fatto abbastanza male anche. L'INAI mi ha dato una invalidità del 34%, però indennizzata 21, cioè io percepisco una rendita adesso vitalizia per capirsi di 425 euro al mese da parte dell'INAI. Sono stato licenziato dall'impresa edile, io ero muratore, in gennaio e ho fatto questa domanda all'INAI, mi è stato riconosciuto 425, perfetto. Io adesso ho fatto domanda della NASPI, me l'hanno accettata, sto tirando la NASPI, che i contributi dovrebbero andare su anche con la NASPI, giusto? Sì. Ecco. Mi hanno detto se posso chiedere l'assegno di invalidità, però con questa percentuale riconosciuta dell'INAI del 34% posso fare domanda tramite il modello SS3 di assegno di invalidità. Non è che è una percentuale di invalidità troppo bassa e me la scartano, oppure mi conviene comunque farla. No, il problema è che l'INPS con quel SS3 che ha detto lei, la valuterà escludendo però la percentuale riconosciuta dall'INAI. Quindi il suo 100 di validità fisica è corrispondente a meno quanto assegnato dall'INAI. Quindi deve essere l'invalidità residua che le dà diritto all'assegno di invalidità INPS. È chiaro? Sì. Sì. Cioè, se lei ha un'invalidità del 20 come invalidità sul lavoro, il suo 100% è l'80%. Sì. Quindi l'invalidità che considera l'INPS è pari a 2/3 dell'80%, quindi deve essere invalido almeno all'80 dell'80 in sostanza, ecco, questo è il punto. 64%. Ho capito, perciò lei dice che non mi conviene neanche fare la domanda. No, lei faccia la domanda, però sappia che c'è questa situazione. Lei quanti anni ha? Io sono del 68, ho 50 anni e purtroppo ho iniziato giovane a lavorare. Quella invalidità INAI del 34 potrebbe vedere il collocamento obbligatorio. Sì, e ho già fatto domanda, perché ho anche la legge 68, mi hanno accettato anche la legge 68. Ah, benissimo. Quindi lei potrebbe non fare il muratore, perché credo che con quella invalidità non posso più farlo, ma in un'altra azienda con un lavoro non impegnativo in sostanza. Ho capito. Comunque lei mi consiglia comunque di tentare di fare le... Sì, ma più che altro miri al collocamento obbligatorio. Ho capito, perfetto, grazie mille, sta molto gentile, buongiorno. Grazie a lei e lieti di esserle stati d'aiuto, grazie ovviamente alla consulenza diretta di Lorenzo Zanatta. Volevo tornare un secondo da Ugo Costantini per chiudere il discorso, aumento il prossimo anno per l'adeguamento all'inflazione, ma è un aumento che non vi soddisfa perché il paniere è diverso. Insomma. Non ci soddisfa perché intanto bisogna anche fare un passo indietro. Le pensioni di tutti i pensionati in Italia negli ultimi anni
hanno diminuito il potere di acquisto, e non di poco. Vuol dire che chi è andato in pensione a una certa data e che aveva la possibilità di avere un certo reddito, via via nel tempo comunque ogni anno perde una parte del suo potere d'acquisto, perché questa è la questione. Non c'è stata la valorizzazione piena del potere d'acquisto che ci doveva essere. Questa è la cosa che non ci soddisfa, e vorremmo che dal prossimo anno si dovrebbe fare anche una trattativa per capire quali sono gli spazi per poter rientrare, non recuperare il pregresso, perché questa è una cosa che ormai sappiamo tutti, certo, che è possibile, però perlomeno di non arretrare ancora, perché questa è la cosa importante, perché per esempio la legge Fornero, quando ha bloccato quella parte delle pensioni, non ha bloccato solo per quegli anni dove c'è stato il blocco, ma quei soldi che sono stati tolti non sono sul montante per il ricalcolo della pensione, perciò vuol dire che chi ha perso in quegli anni 30, 40, 20 euro al mese se li porterà per tutta la vita, e oggi tutta una serie di pensioni che quando si è lasciato il lavoro erano pensioni più che dignitose, si stanno spostando via via, si stanno assottigliando. C'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo chiedere ai suoi ospiti, io ho un fratello disoccupato da molti anni e ha fatto una domanda per la pensione sociale. Gli era stato detto che gliela mettevano giù per il 1° di dicembre. Lui ha 65 anni e 7 mesi e mezzo adesso, quasi 8 mesi. E legge, vero, gli verrà da, cioè ha fatto tutte le carte e tutto, però non l'ha trovata in posta. Volevo sapere se magari la danno anche dopo. C'è il diritto con i 65 anni e 7 mesi, che il prossimo anno tra l'altro aumenterà di un anno e passerà a 66 e 7 mesi, ma non riguarda suo fratello. Però c'è un problema, che l'INPS tra novembre e dicembre blocca tutte le operazioni di liquidazione perché deve aggiustare tutte le pensioni in essere per pagarle al 1° di gennaio 2018. Quindi potrebbe essere che suo fratello prenderà la liquidazione alla prima liquidazione di febbraio. Ho capito, no, sa perché l'ho avuto sulle spalle e io ho poca pensione, a mantenerlo tutte le settimane la spesa di 40 euro, 200 euro al mese a me mi hanno fatto tirarle fuori, pensavo che al 30 di novembre di aver finito, però fino a febbraio ci dura ancora. Grazie, sì, molto esauriente. Dura un altro poco. Va bene, buongiorno. Grazie signora, grazie del suo intervento. Adesso allora pubblicità subito, poi torniamo e parliamo anche di Ape Social. Sì. È stato allargato, diciamo, come si dice, lo scenario dell'Ape Social, e poi parliamo anche del reddito di inclusione per capire un attimo che consigli darvi anche comunque in questi giorni e quali possono essere problematiche legate al reddito di inclusione. A fra poco. Buongiorno, eccoci di nuovo in diretta per chi ci segue da questo momento, ore 13, CGIL risponde come ogni giovedì, CGIL, abbiamo parlato dell'adeguamento all'inflazione per le pensioni, un aumento che però è decisamente irrisorio, che non soddisfa lo CGIL. Volevo parlare adesso con Lorenzo Zanatta di Ape Social, novità e altre... Parliamo di Ape Social e Ape Volontaria. Ecco. Allora, sull'Ape Social abbiamo una situazione di questo genere. La legge di stabilità 2018 ha incrementato, erogando un bonus per ogni anno, per ogni figlio, a favore delle donne, ha aumentato il bonus anche per i lavoratori a termine, che prima erano esclusi. Adesso siamo in attesa di un monitoraggio da parte dell'INPS per quanto riguarda le domande che dovrebbero essere accolte, però l'iter è ancora in corso d'opera. Quindi vedremo un po', credo verso la fine dell'anno, una sistemazione anche per quanto riguarda quelle che sono state respinte perché c'erano posizioni
diverse. Poi siamo in attesa dell'APE volontaria che è come dire ferma perché manca ancora l'accordo con le banche e le assicurazioni per l'APE volontaria, perché le banche devono erogare l'anticipo e le assicurazioni devono procedere per fare, come dire, quell'assicurazione in caso di decesso in corso di erogazione dell'APE volontaria. L'ultimo aspetto che interessa ancora la legge di stabilità riguarda le esclusioni per alcune categorie di lavori gravosi, per alcuni lavoratori per innalzamento che dovrebbe esserci nel 2019 a 66 anni e 11 mesi, quello che tutti dicono a 67 anni. E poi un altro aspetto importante che dovrebbe essere inserito nella legge di stabilità, che oggi è stata licenziata dal Senato, deve rientrare la Camera, ci saranno parecchie modifiche e poi tornerà al Senato un'altra volta e comunque sicuramente entro metà dicembre, 20 dicembre, dovrebbe essere concluso. Quindi vedremo la conclusione di questa operazione entro il 20 dicembre. Ci sono molte novità, tra l'altro anche la previdenza integrativa e complementare che andranno studiate adeguatamente. C'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Con chi parliamo? Con Antonio Carbonera. Antonio da Carbonera. Ci dica pure. Niente, io su una trasmissione televisiva ho sentito che si chiede soltanto una richiesta, l'INPS dà un sostegno alla famiglia con un figlio disabile. È una legge del 2005 e si fa col modello S3, però non ho capito come si riesce a trovare questo discorso. Cioè è una legge proprio ad hoc per le persone disabili, specialmente di Down. Non so se c'è un ISEE. Cioè viene dato un contributo, qualcosa da parte dell'INPS? No, un assegno di sostegno. Un assegno di sostegno a queste persone. Potrebbe essere quella... Assegno di cura? Sì, l'assegno di cura che è stato erogato... No, non è un assegno di cura. Che era erogato dalla regione. È un assegno che l'INPS dà solo a richiesta. Sono quelle cose che l'INPS dà a richiesta, ho sentito sulla trasmissione televisiva che qualche giorno fa. Cioè no, non riesco a capire. Beh, lei è il padre, è una persona, è un pensionato. Lei è un pensionato, mi scusi? Prego? Se è pensionato? Sì. E ha un familiare disabile, un figlio disabile, sì, che probabilmente avrà l'assegno di accompagnamento. Certo, è invalido al 100%. E anche l'assegno di accompagnamento, quindi. Certo, ma questo non pregiudica. No, ma forse intende... L'assegno familiare? Sì, forse intende come maggiorazione, come assegno familiare probabilmente. È una retta che danno solo chiedendo, facendo una richiesta all'INPS, perché sono quelle cose occulte che l'INPS dà a solo sono i diritti non inespressi, cosiddetti. Sì, non lo so come si chiamano, queste sono le cose. E infatti ci sono alcune prestazioni, entriamo nell'ambito del sociale, che si richiedono all'INPS previe domande. Quindi io le chiedo o di venire un nostro recapito oppure se magari se vuole lasciare al centralino il suo numero, così da poi viene ricontattato per approfondire il discorso. Io ho lasciato il numero. Benissimo, perfetto. Così la richiamiamo e sentiamo un attimo di capire qualcosa in più, va bene? Grazie, allora cercherete di approfondire poi privatamente. Stavamo dicendo anche l'assegno sociale, voleva dire qualcosa? Beh, sull'assegno sociale abbiamo questo incremento dal prossimo anno, quindi si passa dagli attuali 65 anni e 7 mesi ai 66 e 7 mesi dal 1 gennaio 2018, quindi un incremento di un anno per il diritto, tenendo conto
che in base alle norme attuali, quindi mettendo insieme la speranza di vita inventata nel 2010 dal governo Berlusconi, mettendo insieme la legge di riforma fatta dalla Fornero insieme a Monti, mettendo insieme tutta una serie di norme, oggi, cioè dal 2018, tutte le pensioni di vecchiaia, sia per uomini sia per donne, di tutti i settori, vanno in pensione tutti, compreso l'assegno sociale fino a fine anno, con 66 anni e 7 mesi. Ora, in questo meccanismo, naturalmente entriamo in una situazione in cui, come organizzazione sindacale, non ci vede d'accordo, tenendo soprattutto presente che più aumenta l'età pensionabile, meno lavoratori escono dal mondo produttivo e meno giovani riescono a entrare nel mondo produttivo. Quindi è chiaro che questa combinazione fa risparmiare sicuramente lo Stato, però nello stesso tempo inibisce quelle operazioni naturali che sono l'uscita dei lavoratori anziani con l'entrata dei lavoratori giovani. Quindi ci vuole una politica, mi pare, un po' diversa. Quindi se teniamo conto che il nostro sistema con questi risparmi fa sì che i lavoratori sono inibiti a fare queste operazioni, è chiaro che interventi diversi sono, come dire, suggeribili. E posso andare avanti? Certo. E allora dobbiamo fare ulteriori valutazioni. Ad esempio, abbiamo tutto un mondo in cui vengono erogate delle pensioni del trattamento minimo. In questi ancora i primi approcci della campagna elettorale abbiamo visto che Berlusconi promette 1.000 euro alle pensioni minime. Certo. Oggi sono 501,89. Subentra anche il Movimento 5 Stelle che invece dice no, 780 euro alle pensioni minime. Tutti. Salario minimo. Qua ognuno e siamo agli albori della campagna elettorale. Alla fine vedremo cosa succederà. La realtà poi. Poi vedremo. Allora c'è una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, eccoci. Con chi parliamo? Con Mario da Roncade. Mario da Roncade, ci dica pure. Sì, volevo chiedere al signor Danata, per via dell'adeguamento, che ci hanno dato i 500 euro per l'adeguamento delle pensioni. Volevo sapere, per il recupero totale, diciamo, di quei soldi che ci spettano, diciamo, se c'era qualche novità oppure se non... Allora, ottima domanda, perché ieri, senza fare la pubblicità Il Sole 24 Ore, ma Il Sole 24 Ore ha pubblicato una sintesi della sentenza della Corte Costituzionale che in sostanza ha deciso che quello che noi ritenevamo un acconto del blocco del 2012-2013 è invece un saldo. Quindi la Corte Costituzionale, concludendo il suo intervento, ha detto che quello che abbiamo ricevuto è equo, è ragionevole, è razionale e quindi la partita è chiusa. Quindi tutte le richieste che noi avevamo fatto sono da considerarsi archiviabili e quindi la questione è definitivamente archiviata. Questa è una pessima notizia, insomma. Questa della sentenza, famosa sentenza 70, col decreto Poletti. Beh, sì, perché in effetti, come diceva anche prima Costantini,
il pensionato, il reddito del pensionato è la pensione, certo. Per cui si lavora su quello, la vita si basa su quello, e tutto quello che noi pensiamo di fare, è chiaro che se poi ci bloccano le pensioni e non ci vengono più adeguate, come diceva, stiamo già tornando indietro, dovremmo un po' rivedere. Anzi, è già da un po' che rivediamo la nostra situazione. Ma c'è un margine di trattativa su questo, come diceva Costantini? Beh, abbiamo fatto anche una manifestazione, cioè noi come Veneto si era a Torino, Costantini c'era, e quindi potrà dire qualcosa di più della manifestazione. Era una manifestazione in cui c'erano si supportavano delle richieste, certo. Che facevano parte di un documento che era stato sottoscritto a settembre del 2016. Era la seconda parte, perché la prima parte era stata soddisfatta, mentre la seconda parte, di cui si doveva trattare, è stata messa un po' in disparte. Comunque la manifestazione, Ugo c'era, e quindi la manifestazione è stata una manifestazione importante perché la piazza di Torino era piena, certo. E anche sotto i portici, per quel giorno nevicava. Certo. Nevicava, era nevicato tutta la mattina, insomma c'erano tanti pensionati, ma c'erano anche tanti giovani, perché erano preoccupati, c'erano lavoratori che sono preoccupati, certo. Per il loro futuro, perché una cosa non è ancora stata chiarita. Chi è andato a lavorare dopo il 1996 si trova ad avere tutto il suo accumulo col sistema contributivo. Se versa contributi aumenterà la sua pensione, se non versa contributi non avrà niente. Non c'è più neanche la pensione minima, perché anche questo è una cosa importante. Oggi abbiamo chi è andato in pensione ha una pensione come minimo di 501 euro, pochi ma comunque ce li ha, anche se ha versato meno contributi. Queste figure nuove non avranno questo. Se io ho versato per 300 euro non ho più la pensione integrata al minimo, ma avrò 300 euro di pensione, e questo con il frazionamento del lavoro, con il lavoro precario, con momenti di non lavoro e quant'altro, noi andremo ad avere delle generazioni che avranno non la pensione ma una prospettiva di povertà, insomma, che dovranno in qualche modo essere supportate. È uno scenario nerissimo, ma che è molto concreto, insomma, questa è la cosa, e su questo la trattativa dovrebbe cominciare a dire, perché è giusto che una persona che sta continuando a lavorare sappia anche quali sono le sue prospettive, insomma, dignitose. Adesso la pubblicità, poi l'ultimo blocco affronteremo bene il reddito di inclusione. Ma prima voglio finire... Sì, facciamo la pubblicità. Sempre. Rieccoci con ore 13, l'ultima parte di questa puntata. Allora, Lorenzo Zanatta voleva chiudere il discorso delle maggiorazioni. Allora, le maggiorazioni, ricordavo prima le promesse elettorali, quindi state attenti, in sostanza, nessuno trova i soldi per terra. Che poi rammento che nel 2002, quando Berlusconi aveva promesso le pensioni minime a 1 milione di lire, sono state date dopo, ma i vincoli per avere le maggiorazioni dell'incremento erano molto stretti, bisognava avere determinati requisiti stretti, quindi la cosa poi si è vanificata ed è andata in capo solo a poche persone. Quindi tutte le promesse, soprattutto in questa prossima campagna elettorale, devono essere attentamente valutate. L'ultima cosa che volevo ricordare ai pensionati, che l'INPS sta facendo una gestione dei solleciti dei modelli RED, perché a livello nazionale ci sono circa 120.000 pensionati che non hanno risposto alla campagna RED del 2015 riferita a RED 2014. Quindi bisogna assolutamente, chi è in questa situazione, rispondere anche adesso ai requisiti che servono per ottenere
sia il trattamento minimo, sia gli assegni sociali, sia le invalidità civili, sia l'indennità accompagnamento, altrimenti l'INPS sospende l'erogazione. Molto importante questo appello di Lorenzo Zanatta. C'è una telefonata. Chi abbiamo in linea? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Chi parla? Sì, Lino Durato di Giavera, Cusignana di Giavera. Benissimo, ci dica pure. Buongiorno. Intanto saluto il signor Zanatta che è un paesano. Niente, qua ho 85 anni, stia ben attento. Pronto? Sì, sì, la sentiamo. Io ho 85 anni già fatti. Sono 50 anni che pago i contributi. Sì. Qua, sti giorni qua, per arrivare, insomma, la mia pensione non ho mai superato i 489 euro, neanche 4,90. Sì. Insomma adesso mi arriva qua che il mercato nell'anno 2016-2017 come conguaglio trattamento di famiglia 122 euro che li devo mi tira in Rio ancora la pensione. Mi domando con 50 anni di contributi, con una pensione di di 400, insomma, il minimo è 521, però non l'ho mai tirato, ho sempre tirato 480-490, perché i avanza sempre loro, non so per cosa. Comunque, sì, ho capito. Non so, anche un chiarimento su queste robe qua, perché le ora da vergognarsi che uno di 85 anni paga ancora i contributi e che abbia una pensione con 50 anni di contributi, una pensione di 490 euro. Grazie. Per semplificare tutto, se lei ci autorizza, noi chiederemo il numero di telefono alla segreteria di Antena 3. E poi la chiamiamo per verificare tutte queste cose a tavolino e poi le risponderemo in maniera adeguata. Va bene? Non c'è Quindi, ma comunque se ci segniamo il numero poi possiamo, è un caso un po' particolare? No, è che potrebbe essere... lui è vicino al trattamento minimo. A fine anno l'INPS fa sempre tutta una serie di operazioni di conguaglio, okay. Quindi potrebbe essere che questa lettera che lui ha ricevuto è perché devono essere verificate delle cose, ma insomma è abbastanza normale. Allora, se c'è ancora in linea, gli diciamo che... no. Ok, allora segneremo il suo numero e poi ci sarà una spiegazione più approfondita. Allora, con Luisa dal Brollo volevo fare un punto chiaro che c'entra meno con i pensionati, però c'entra molto con le famiglie ed è molto attuale. Stiamo raccontando anche in questi giorni con il nostro telegiornale un po' i dubbi, quali sono i dubbi delle persone che si stanno rivolgendo ai comuni, agli uffici dei comuni per capire se rientrano o meno nel cosiddetto REI, reddito di inclusione, che sarà attivo dal 2018. Molta preoccupazione da parte dei comuni perché le domande stanno aumentando e pensano di far fatica a dover gestire poi una mole di richieste molto molto alta nei prossimi mesi, questo perché magari c'è molta confusione su quali sono i parametri di questo REI. Allora vogliamo spiegare sinteticamente però cos'è e a chi ha diritto a questo reddito di inclusione. Allora, appunto, come già detto, si rifà la legge per la povertà e quindi dovrebbe essere un sostegno per le famiglie bisognose. Famiglie bisognose che può essere anche composto da una sola persona, quindi con un minimo che va dai 188 euro, appunto parliamo mensili, per una sola persona e 4,50 con un nucleo dei 5 in più. Ma per avere diritto ed entrare in questo reddito di inclusione, la cui domanda si deve formulare nei comuni di residenza e, come detto, i comuni probabilmente non sono adeguati come personale e vari problemi che si trovano ogni volta che c'è un qualcosa di nuovo.
però un'indicazione che si potrebbe dare è quella proprio di verificare come prima cosa l'ISEE, perché l'ISEE è uno dei requisiti richiesti e la base di ISEE è fino a 6.000 euro, quindi il singolo o il nucleo conviene prima innanzitutto andare a verificare quello che è l'ISEE e poi verificare tutti gli altri requisiti, che non sono pochi, a partire dal fatto della cittadinanza, che può essere cittadino italiano o comunitario, oppure anche con permesso di lungo periodo. Poi passiamo ai requisiti familiari. Ci deve essere in famiglia, cioè ci può essere, scusate, in famiglia un componente con età inferiore ai 18 anni, un disabile con almeno un genitore o un tutore, una donna in stato di gravidanza che dovrà essere documentato, un lavoratore, almeno un lavoratore sotto i 55 anni in stato di disoccupazione per vari motivi di licenziamento. Poi appunto torno al requisito economico e sottolineo il discorso dell'ISEE, quindi è premura, diciamo, indicazione, partiamo da quello. E può essere già una prima scrematura. Certo, e già quella è una prima scrematura. E poi chiaramente la domanda va presentata al comune e penso che qua i comuni ben o male dovranno attrezzarsi e predisporre, non so, se uno sportello, una qualche personale che può essere, che può aiutare, sì, un assistente sociale. Ecco, questo volevo chiedere, il vostro giudizio comunque sarà una prerogativa per un gruppo ristretto di persone, visti anche questi parametri? Allora bisogna vedere appunto cosa intendiamo per povertà, perché cioè, ognuno fa i conti con le proprie condizioni. E se poi ce le valutano e ce le misurano con l'ISEE, quello è uno strumento. Ricordiamo quindi il limite è 6.000 euro. 6.000, quindi sotto i 6.000 si può accedere, sopra i 6.000 no. Quindi è il primo passo fondamentale. Certo. Si diceva poi prima che i comuni, cioè chi crea queste novità dovrebbe anche pensare che ci deve essere una struttura che riceve queste novità. Perché ovviamente abbiamo dei cittadini bisognosi che alle volte devono fare la spola da un ufficio all'altro senza trovare poi qualcuno che sia in grado di aiutarli, perché alle volte il questionario da compilare non è che sia molto complicato, ma deve esserci qualcuno che glielo compila, perché tante volte queste persone non sono in grado di compilare questi questionari e ovviamente secondo noi deve essere l'ente erogatore, il comune, l'assistente sociale di questo comune che deve fare questo, che deve completare questa pratica, perché poi è il comune che deve pagare. Il comune però dice ci è arrivata dall'alto questa cosa, come facciamo? E i comuni devono provvedere con il loro organismo superiore, e quindi la prefettura e il Ministero dell'Interno, ad adeguare tutte queste cose, perché insomma, non piove mai dappertutto, piove sempre in zone diverse. Posso fare un'ultima battuta? Certo. Nel 2018 da gennaio 2018 dovranno essere pronti i cedolini e gli OBSM perché i pensionati possano leggere la loro pensione. Siccome l'INPS non invia più nulla a casa, sappiate, pensionati e pensionate, che se venite presso le sedi della CGIL, e siamo in tutta la provincia di Treviso, noi potremo chiedere il vostro OBSM previa una serie di operazioni che dobbiamo fare e che riserviamo ovviamente ai nostri iscritti. Quindi per coloro che sono già iscritti e per coloro che si iscrivono, noi potremo prelevare questi OBSM e anche il modello reddituale IQ e darvi tutta una serie di spiegazioni su come è stata costruita la pensione del 2018 e guardate che ci sono sempre novità che vanno chiarite.
Ultima cosa, torniamo a parlare di Ater, chiudiamo proprio l'ultimo minuto giusto per rassicurare, sì, vero? Sì, allora, tra gli inquilini appunto delle case popolari tanti sono i pensionati, per cui si sono rivolti a noi abbastanza preoccupati per aver ricevuto una lettera con indicazioni abbastanza perentorie di una certa data in cui avrebbero dovuto presentare l'ISEE. Perché è cambiata la normativa regionale. È una legge appunto, come dico, del 4 novembre, certo. Quindi non è che siano, quindi è abbastanza recente. E era partite queste lettere con queste date perentorie. Lunedì mattina la CGIL, lo SPI è andato un attimo a manifestare, a farsi sentire sotto l'Ater e probabilmente questo e forse anche un po' un rinsavimento è stato che l'assessore Lanzarin ha un po' ridimensionato e appunto ha tranquillizzato gli inquilini dicendo che insomma su questa data si può trascurare. Rimane il fatto che la legge adesso del 4 novembre c'è e probabilmente dall'anno prossimo ci saranno le nuove misure. Bisognerà comunque farci i conti. Bisogna farci i conti, quindi però tranquillizzare quelle persone che si erano... Almeno sulla data, insomma. Almeno sulla data, questo sì, si può tranquillizzare. Ecco, allora con questa nota per tranquillizzare un po' gli inquilini Ater chiudiamo questa puntata, abbiamo parlato di tante cose e cercato di essere come sempre chiari. Allora ringrazio Luisa Dalbrollo, ringrazio Ugo Costantini, ringrazio Lorenzo Zanatta. Grazie a voi. E come sempre con gli amici della CGIL, con CGIL Risponde ci vediamo giovedì prossimo, domani invece consueta puntata di ore 13. Arrivederci. Buongiorno.